Venezia sta diventando davvero una città poco vivibile, poco sicura, persino di giorno e persino in chiesa. Direi di sì, e questo fenomeno non riguarda più solo Mestre, riguarda anche Venezia e il centro storico, e quindi è necessario intervenire al più presto. Serve maggiore controllo del territorio, un maggiore presidio del territorio, una maggiore presenza di forze dell'ordine che fanno già molto, ma che è necessario vedano potenziate il proprio organico. La Lega ha presentato una proposta di riforma della legge Cartabia in cui si toglie sostanzialmente l'obbligo di denuncia del derubato e le forze dell'ordine potranno agire d'ufficio. Beh, la Lega e il centrodestra dovrebbero sempre ricordarsi che governano la Regione Veneto da 30 anni, il Comune di Venezia da più di 10, e purtroppo le condizioni della legalità e della sicurezza sono peggiorate. E in ogni caso questo tipo di norma che viene proposta, una specie di manifesto, detta così è pura propaganda, perché per renderla attuabile è necessario aumentare gli organici delle forze dell'ordine e della magistratura, cosa che invece questo governo non sta facendo. Una decina d'anni fa Luigi Brugnaro si era presentato in campagna elettorale mettendo la sicurezza al primo posto tra i suoi obiettivi. Che bilancio si può fare un decennio dopo? Direi un bilancio assolutamente fallimentare, perché le condizioni della sicurezza per i cittadini non sono migliorate. Ma non lo dico io, basta girare per Mestre. Io abito a Mestre, sto dalle parti di Via Piave, sento i cittadini e capisco quali siano le esigenze di sicurezza che purtroppo non sono state soddisfatte.